C'è solo una notizia positiva questa sera, il rientro in campionato di Federico Crepaldi dopo una lunghissima assenza per un infortunio che ti ha tormentato per mesi e mesi. Rientravi a tempo pieno oggi, però purtroppo nella serata peggiore. Infatti non so quanto di positivo ci sia in questa cosa, nel senso che ci aspettavamo forse tutti un po' una partita diversa, no? Dico questo perché dalle scorse partite abbiamo visto un po' un calo e adesso, al di là del pareggite e mica pareggite, insomma, abbiamo passato momenti migliori. E oggi pensavamo andasse un po' diversa e ci hanno messo decisamente in difficoltà. Vabbè, dobbiamo imparare la lezione, chiaramente. Dicevamo proprio in inizio di telecronaca che Padova aveva l'occasione questa sera per sbloccarsi dopo molti pareggi, di trovare la vittoria, e invece è arrivata la prima sconfitta stagionale, anche perché c'era da ricordare che non avevate mai perso fino adesso, quindi una cosa positiva. Sì, allora, infatti c'è da sfatare un po' sta cosa dei pareggi. Ci sono stati pareggi per cui abbiamo discusso, insomma, in allenamento, su cui sì, meritavamo sicuramente una strigliata, altri dove non c'era nulla da dire, quindi adesso, al di là di tutto, sì, è vero, la statistica parla chiaro, sono 7 pareggi, non sono per niente pochi, soprattutto in questo sport, e quindi c'è qualcosa da sistemare, siamo tutti d'accordo. Siamo forse la seconda, terza miglior difesa, probabilmente non siamo questo grande attacco e quindi dovremmo forse migliorare sotto quell'aspetto. Federico, per un po' ci eravamo anche illusi di arrivare in zone alte della classifica, ma adesso la vetta si allontana davvero. No, adesso non è ancora finita, allora manca ancora una partita alla fine del girone di andata, quindi è un po' presto per fare statistiche eccetera di questo genere, nel senso che è facile dire dopo 3-4 partite che siamo lì, puntiamo. Adesso calma, sangue freddo, il campionato è lunghissimo, c'è tutto il girone di ritorno. Io spero di dare il mio contributo. Oggi ho giocato poco, sto rientrando da una lunga assenza, spero di riuscire a dare di più al mister e alla squadra. Grigio speriamo rientri, e una volta che saremo, forse, se Dio vuole, tutti al completo, abbiamo Coppa, girone di ritorno, dove non possiamo sbagliare.